tutti, oggi è una giornata un po' freddina e allora noi ci siamo organizzati con questo bellissimo caminetto e allora a questo proposito facciamo una pasta che è comunque un primo che va benissimo in questi periodi freddi. Allora che cosa facciamo? Facciamo della pasta con salsiccia e carciofi, quindi sfiziosa perché per l'aggiunta di carciofi, comunque calda perché il sapore della salsiccia ci avvolge. Allora, salsiccia ovviamente fresca. Cosa facciamo? Prendiamo questa salsiccia, mettiamo nella padella l'olio, accendiamo la padella, ecco qua, poco perché c'è la salsiccia che comunque in ogni caso dà il suo condimento, della cipolla, abbondiamo perché la cipolla è un toccasana, almeno questi erano gli insegnamenti di mia nonna che diceva che la cipolla toglie i veleni della vita. Poi vediamo di chiedere alla nostra nutrizionista per vedere che ci dice. Allora, nel frattempo che va la cipolla, prendiamo la nostra salsiccia, togliamo la pelle e la mettiamo a pezzettini qua dentro. Vedete? È fresca, quindi va benissimo, è molto morbida, per cui oggi questi operatori si scialano, speriamo che gli piace. E vabbè, a piatto già pronto mi pare che fare un po' che stomacati mi sembra un po' troppo. E allora la schiacciamo, dobbiamo avere l'accortezza di schiacciare la salsiccia, ecco qua, e la lasciamo rosolare per bene. Ce n'è rimasto un altro pochino e la mettiamo, ecco qua. Avete fatto le salsicce o ancora siete in fase di completamento? Abbassiamo un po' la fiamma, ecco qua. Schiacciamo questa salsiccia, la facciamo rosolare per bene, perché sostanzialmente la cottura, la salsiccia è quella che si deve cuocere, perché per quanto riguarda i carciofi, allora dobbiamo avere l'accortezza di pulirli per bene e fargli una scottatina, perché se no risulterebbero un po' duri e i tempi di cottura ovviamente poi sono diversi. Quindi nel frattempo potete anche prepararli il giorno prima, perché sono preparazioni che anche se fatte il giorno prima non creano problemi, insomma. Diciamo che si è fatta una bella rosolata questa salsiccia, aspettiamo giusto un altro pochino. Nel frattempo ci prendiamo i nostri carciofi che precedentemente sbollentati, ma giusto un po' per non lasciarli proprio crudi. Ecco qua, li ho già tagliati a fette, però possiamo farli ancora più piccoli. Quindi nel frattempo che si fa la salsiccia, noi prendiamo i nostri carciofi. Io li ho fatti più o meno di questa grandezza, potete farli anche più piccoli, non c'è problema. Questo è a vostro gusto e piacimento. Vedete, sono cotti, però comunque ancora qua un po' di cottura, però la continueranno qua dentro. Per cui noi li tagliamo un altro po', perché io li ho fatti a 4 sostanzialmente per sbrigarmi, però poi quando li mettiamo qua dentro abbiamo l'accortezza di farli più piccolini, giusto per cercare di avere poi di amalgamare per bene questi elementi. Ovviamente Bina, dovrai dirci qualcosa di questo piatto in base agli elementi o agli alimenti che io ho messo qua dentro. Una volta rosolati questi, poi facciamo l'aggiunta di un po' di pomodoro o pelato oppure dei pezzettini di pomodoro. Intanto io finisco qua
di mettere i carciofi, poi in base alle persone che siete, io questa qua è una preparazione diciamo per 4 persone, ecco, tutto sta poi alla quantità della pasta che ci mettiamo dentro, ecco qua. Se restano i carciofi va bene, o ce li mangiamo come contorno e li che facciamo? Li condiamo con un po' di olio, un po' di prezzemolo, un po' di aglio e ce li mangiamo come contorno. Ecco qua. La salsiccia ha un profumo meraviglioso. Una volta fatto questo rosolato, questo piatto qua, aggiungiamo dei pomodori, ma giusto poco, per dargli un po' di colore, niente di che, un po' di morbidezza più che colore, perché è la salsiccia che ci dà colore. Quindi mettiamo questo pomodoro e lo lasciamo cuocere per una quindicina di minuti. Nel frattempo ovviamente ci prepariamo la pasta, l'acqua della pasta, e Bina ci dirà un po' le proprietà di questi alimenti. A te Bina, ci sei? Sì, ci sono, ciao a tutti. Allora, quest'oggi parliamo di un primo piatto abbastanza corposo per l'aggiunta appunto della salsiccia. In effetti analizziamo come sempre i singoli ingredienti che compongono questo meraviglioso piatto. La salsiccia è una carne intaccata e conservata, diciamo da carne di maiale o cinghiale, un alimento a base di carne sminuzzata, addizionata con sale, rivestita da un budello naturale o sintetico. Noi nel frattempo che il sugo è già quasi pronto, mettiamo sulla pentola dell'acqua, un attimino, in effetti per quanto riguarda i carciofi, adesso Graziella li ha fatti vedere già tagliuzzati, però mi raccomando, quando li pulite cercate di togliere le parti esterne, quindi le foglie esterne, oltre al fatto che poi c'è quella barbetta che si ritrova nel cuore dei carciofi, onde evitare che poi ce li ritroviamo nel piatto, insomma, quindi c'è quella specie di pagliuzza per intenderci al centro del carciofo, quindi state attenti amici a quando pulite i carciofi. L'altra cosa che volevo ricordare è per evitare che i carciofi si anneriscano, di metterli con un po' di acqua in ammollo con o limone o aceto, non salsa, perché sennò poi vengono impregnati in questo senso. Perfetto. Allora io uso oggi i bucatini, ma non li lascio lunghi, li taglio a 3, che facciamo con una sorta di maccheroncino come se fosse fatto poi da noi, per cui lo spezzettiamo a 3, vedete? Gli diamo questa lunghezza più o meno. Ecco qua, questo è più che abbondante, sono 300 grammi, ovviamente per 4 persone ci organizziamo in questo modo. Ecco qua, ve l'ho detto, io prediligo spesso la pasta in casa, però giustamente come hai detto tu Bina, non è che vogliamo assolutamente nulla in contrario con la pasta secca, anzi ci mancherebbe. Certo. Ecco qua, lo tagliamo a 3. E facciamo i nostri, l'acqua è quasi pronta, sta quasi per bollire, il sugo è già pronto, lo spegniamo perché è inutile tenerlo se no si bruciacchia, il profumo è inutile a dirsi Bina, come al solito, Certo. è indescrivibile, lo passiamo qua più grande, quindi ovviamente se avete notato nel sugo non ho messo del sale, semplicemente perché la salsiccia è già salata, i carciofi che li ho sbollentati ci ho aggiunto un po' di sale e poi il pomodoro, i pezzettini di pomodoro che sono quelli fatti in casa sono già salati, per cui non ho aggiunto sale. L'unica cosa, per cercare di dare poi un tono di sapidità, io cosa ci butto dentro secondo te Pina? Cosa ci posso mettere? Mi hai colto la scorta. un inizio, il peperoncino. Dai.
Anche perché la salsiccia è dolce, quindi sta salsiccia dolce è un po' triste, per cui io, Certo. siccome non ci sono bambini, per cui lo possiamo mettere tranquillamente. E questo qua è proprio quel poco di sale che manca nella ricetta, nel sugo, diciamo, il cielo da questo peperoncino, che ti assicuro è bello forte. E un po' di acqua, però nell'acqua della pasta un po' di sale lo mettiamo, giusto per la pasta, ma poco, perché già diciamo è un piatto abbastanza salato, dai, se vogliamo. Ecco qua ci siamo. Poi i bucatini, come tempi di cottura rispetto alle altre paste, è più breve, quindi È più breve perché essendo bucato, allora ecco, entra l'acqua a 360 gradi proprio a livello della pasta. Perfetto. Quindi ha tempi di cottura brevi rispetto ad altri formati. buttiamo la pasta. Ecco qua. Ritornando alla pasta di produzione industriale, ricordiamo comunque per far condition i processi che avvengono per la produzione della pasta, quindi la macinazione e la trivellazione del frumento per la pasta alimentare, poi abbiamo l'impasto e la sgranolatura della pasta alimentare, la filazione e la laminazione della pasta ed infine l'essiccamento di esso, il raffreddamento e confezionamento del prodotto finito. Bene, bene, ci siamo quasi. Giusto 6 minuti di cottura questa pasta qua, Comunque oggi è un piatto proprio dietetico, no? Però dai, ce lo fai passare, no? Purtroppo no, ma è colpa della salsiccia. Però Bina, mangiamo solo questo, giuro, mangiamo solo questo, quindi Va bene, mi perdono. ecco, non nemmeno niente, nemmeno insalata, niente, solo questo. Vogliamo lasciare la bocca alla salsiccia, a questo gusto un po' forte e a questo gusto, visto che con questo freddo, dai. L'unica cosa, magari un bicchiere di vino, ce lo concedi? Un bicchierino di vino? Un bicchieruccio? Un pochino? Allora, se parliamo di scianighiedo, allora sì, se no, E vabbè, mi tiro le orecchie. ma anche se prendiamo un bicchiere da degustazione non è che ce lo riempiamo, ce ne Sì, mettiamo vabbè, forse certo. meno di quello di Edu Sciannacchieddo, che proprio a Sì, me sì, il vino sì. là dentro non mi piace proprio. Ogni volta cozziamo con mio marito perché lui è originario di Longobucco, quindi per lui toccare questo Sciannacchieddo, però Lo so. Condivido. vabbè, pazienza, a ognuno ha il suo. Ognuno è il suo, bravissimo. Che poi tra l'altro per quanto riguarda le dosi del vino, da dove ci siamo, se abbiamo soggetti che comunque stanno bene di salute, 2 bicchierini piccoli, quindi su sciallichino piccolo, 2 a pasto possono andare, mentre per la donna 1 a pasto, quindi totali 2 per la donna, 4 per l'uomo, perché appunto a livello fisiologico e morfologico la donna differisce dall'uomo. Certo, sia certo. di fisiologia nutrizionale, ma come conformità corporea, esigenze, eccetera. E se invece io non lo bevo tutti i giorni e poi un giorno voglio esagerare, ne bevo 3, va bene lo stesso. Me lo concedi? No! Ricordati che l'eccesso è uguale al difetto. Questo è vero, questo è vero. Vabbè, pazienza, facciamo i virtuosi, dai, anche in questo. Oppure, guarda, ti concedo di fare quello che hai detto, però poi devi venire con me. Facciamo tipo 7 km di passeggiata. Va bene. Così recuperiamo, smaltiamo, ecco. E speriamo che il tempo ce lo permette, così. Sì.
Il peperoncino devo dire che si sposa benissimo a questo piatto perché dà la sua piccantezza, la sua personalità, anche perché è veramente ricco di vitamina C che in questi periodi ci serve tanto. Infatti. No, io devo dire il vero, lo uso tantissimo. Ovviamente è chiaro che se ci sono bambini Certo. non lo metto per ovvie ragioni, però per me è importante. Cioè io lo uso anche nel brodo. Quando faccio il brodo vegetale, metto la patata, la carota, la cipolla, il peperoncino. E ti dico, Pina, da una... Cioè lì non si sente perché poi nel brodo quella quantità, un Si perde un po', certo. però comunque uno che non è abituato si accorge di questo fatto, dice ma cosa c'è? Sì. Cosa c'è? No, devo dire la verità, io lo uso dappertutto. Per fortuna problemi, diciamo, sì, ho dei problemini come tutti, insomma, ma non è il caso adesso, però lo mangio tranquillamente, non ho difficoltà, lo mangio tutti i giorni. A parte che aziona il metabolismo, meno male. quindi è utile anche per digerire in questo senso, perché aiuta anche a dimagrire, poi bisogna vedere sempre la quantità, no? Se io ne esagero come tutte le cose, ne più e ne di meno, sempre lo stesso ragionamento, no? Bisogna sempre stare attenti. Certo. No, io lo mangio tranquillamente, volentieri e addirittura non riesco nemmeno a sentirlo, ormai è talmente... sono abituata che se qualcuno dice piccante io non lo sento, quindi non posso essere una... Se qualcuno chiede a me è impossibile, perché non possono chiedermi è piccante, perché per me no, per gli altri magari, soprattutto chi lo prende ogni tanto, insomma. Vediamo un pochettino sta pasta, 2 minuti e siamo pronti. Naturalmente la pasta è a piacimento, no? Se magari uno preferisce le penne o preferisce i rigatoni, insomma dipende poi dalla... Allora, questo qua... Scusami Pina, questo è un sugo effettivamente che non è che c'è un formato particolare, ci sono alcuni sughi che richiedono quel tipo di pasta. Questo qua, a dire il vero, si può sposare un po' con tutti, con paste corte, paste lunghe. Te l'ho detto, forse la cosa che più gli si aggrada è proprio un tipo di pasta fresca, se no a livello di formati, diciamo di pasta secca, qualsiasi cosa va benissimo. Perché è bello un bel sugo, vedi, corposo, quindi la pasta anche corta, perché no, mezze maniche, rigatoni, qualsiasi penne, qualsiasi tipo di pasta va benissimo. Io ho fatto, diciamo che io ho messo questi bucatini un po' per simulare una sorta di maccherone fatto in casa, dai, proprio per essere... con molta fantasia, insomma, con molta fantasia ho cercato di emulare in qualche modo, anche perché per tempi televisivi non... ma mi è venuto in mente dopo, se no in 5 minuti li potevo fare, non è un problema. Solo che ci siamo accontentati anche per un fatto di cottura che è pochi minuti. Poi la cottura ovviamente è a piacimento, io preferisco sempre una cottura al dente. Poi dipende da chi, voglio dire. Sì. Perché... A parte che se è al dente è più digeribile. Brava, no? questo volevo. Se la facciamo scuotere è ovvio che poi va a proliferare anche nell'intestino, perché l'amido sai che è una colla e da lì poi diventa una tragedia. No, ma infatti io proprio questo volevo chiederti, dico, il fatto che è al dente è più digeribile, no? Mi insegni, vero? Certo, più è digeribile, poi al dente è più è digeribile, non deve essere nemmeno tanto cruda, però certo, una via di mezzo, certo. Invece, per esempio, prima
siccome non c'era tutta questa attenzione, certo, magari si faceva scuocere e diventava veramente, da 300 grammi arrivavamo a 1 chilo di pasta che poi tra virgolette proliferava nell'intestino, quindi le persone avevano pure problemi gastrici. Come no, come no. Quindi in antichità stiamo dicendo, adesso grazie a Dio i tempi sono cambiati, quindi c'è più attenzione nell'alimentazione. Però è rimasto nella cultura, perché io molte volte, per esempio, Sì. a casa da mia mamma, no? C'è mio padre, loro ormai sono anziani, e allora io dico, lasciamola al dente questa pasta perché, no, loro insistono, e anche se gli dice più digeribile, loro insistono col fatto che dice no, non è vero, che è dura e quindi poi lo stomaco, giustamente ovviamente è quasi, Certo. siamo, diciamo, Magari è la le persone cultura. anziane hanno un'altra cognizione, pensano diversamente, giustamente. No, ma la cultura ovviamente era quella, Oibina, cioè Certo, si pensava a un fatto senz'altro. proprio di... Allora, lasciamo la cottura della pasta un minutino indietro, giusto perché la facciamo saltare in padella con questo sugo, in modo che, diciamo, che prende tutto il sapore di questo piatto. L'altra la scoliamo. Ecco qua. Certo. Poi volevo dire che per quanto riguarda, dicevi prima, del fatto dei carciofi, se Sì. dovrebbero rimanere, come giustamente dicevi, si può fare anche un contorno, un'insalata, io vi consiglio sempre di inserire del limone, perché il limone, essendo il carciofo ricco di ferro, fa attecchire il ferro, quindi vi prego di non inserire magari aceto o altro, tipo anche l'aceto di mele, ma il limone, perché così utilizziamo un prodotto fresco e in ogni qual modo è anche esso poi funzionale, funge da attacco per il ferro stesso. Certo. No, Quindi, io infatti, sì, io lo metto sempre il limone, anche nella pultura del carciofo Sì. metto il limone. Vabbè, l'hai detto prima, un po' per il fatto Sì, di, sì. diciamo, di... Per l'ossidazione Brava. magari si anneriscono. Brava, per l'ossidazione, e quindi lo metto a prescindere. Però poi io comunque è un altro, oltre al peperoncino, un altro elemento che a me piace tanto è il limone. Io lo mangio pure così, come frutta, mi piace proprio tantissimo. Sì. Sì. Ecco qua. Ragazzi, che vi devo dire, solo il profumo è meraviglioso. Bina, che ti È perdi. così. Mi dispiace per te che ogni giorno devi assistere a questo... A A questo sacrificio. questo... Però dai, che poi te li faccio a casa, la vengo a casa un giorno e ti preparo. Va bene, ci conto. E allora a questo punto impiattiamo. In effetti poi vedi anche un trucco del mestiere, complimenti sempre davvero di cuore, per il fatto di farla saltare in padella, perché così l'amido e comunque che abbiamo, diciamo, presente nella pasta va ad accorparsi con il condimento, quindi diventa proprio davvero un tutt'uno. Infatti. Niente, il piatto è pronto, lo assaggiamo. Buonissimo, cottura perfetta e buon pranzo a tutti. Impeccabile. Il peperoncino si sente al punto giusto. Sì. Buon appetito e alla prossima. Buon Ciao, appetito, ciao Bina. Ciao.